do il buonasera e il benvenuto, sono la presidente della Proloco Carpanea di Casaleone, anche se qua siamo ai confini e siamo nel territorio di Ostiglia. Ancora fino a 20 anni fa esistevano dei bastioni, quelli che appunto qua è il Bastion San Michele, dei bastioni lungo l'Argine. Attila è il suo tesoro. Perché? Perché naturalmente Attila, rientrando anche da oltre Alpe e dalla Lombardia, il Veneto, ha razziato tutti i tesori, e quando si è accampato qua tra Ponte Molin e il Tartaro, diciamo, oppure se vogliamo meglio ancora per allargare la visuale tra l'Adige e il Po, ha portato questo tesoro perché poi si incamminava per andare a casa. E la nostra leggenda di questa sera è proprio improntata su questa storia. Si sono trovati questi scritti e poi sapete quanto affascina magari sempre la ricerca dei tesori. Flavio Placido Valentiniano, meglio noto come Valentiniano III, imperatore romano d'Occidente. Sono il secondogenito di Flavio Costanzo III e Galla Placidia, essendo giusta grata Honoria mia sorella maggiore. Appartengo alla dinastia teodosiana da parte di madre e a quella valentiniana. Sono il simbolo dell'unità dell'impero, la figura attorno alla quale si coagula la lealtà dei sudditi. La mia politica vuole tenere unito l'impero malgrado le continue invasioni barbariche. Ma adesso il mio principale problema è mia sorella Honoria, invaghitasi del più terribile dei barbari, Attila, il flagello di Dio che arriva dalla Pannonia, distruggendo le mie colonie nel nord dell'Italia. L'ho graziata anni or sono, su richiesta di mia madre. Avrei dovuto giustiziarla per pulire il nostro nome dallo scandalo di quella maternità clandestina. Una tresca con un cortigiano di basso livello. Honoria è una sorella ingrata. Al suo rientro da Costantinopoli le avevo preparato un sontuoso matrimonio con un nobile senatore romano, ma lei ha ambizioni più alte, sogna un impero tutto suo, non ha importanza in che luogo del mondo sia. Lei si rivolge a Attila, il re degli Unni, e non si accorge che a lui interessa solo la sua dote. Tutto questo mi costringe a prendere serie precauzioni. Non cederò mai metà del mio regno per le sue infatuazioni amorose. Sono giusta grata Honoria, figlia di Flavio Costanzo III e Galla Placidia, sorella di Valentiniano III. Ebbi una relazione segreta con Eugenio, l'amministratore responsabile dei miei beni. Quando rimasi incinta di Eugenio, la cosa mandò su tutte le furie mio fratello Valentiniano, che lo fece giustiziare. Mi inviò a Costantinopoli per nascondere l'inopportuna gravidanza. Nato il piccolo mi fu tolto in quanto illegittimo, non potei mai più rivederlo. Valentiniano mi costrinse poi ad accettare di sposare un senatore di nome Flavio Basso Ercolano. Volendo sfuggire a quel matrimonio imposto e mai desiderato, giunsi a chiedere aiuto allora al re degli Unni, Attila. Inviai con una lettera un eunuco di mia fiducia, Giacinto, come ambasciatore alla corte di Attila, dove lo pregavo di intervenire in mio favore. Attila interpretò la mia richiesta come una proposta di matrimonio e richiese all'imperatore come dote per il mio matrimonio metà dell'impero di Occidente. All'ovvio rifiuto di mio fratello Attila ebbe il pretesto per invadere l'impero di Occidente.
Chiaramente i motivi che lo spinsero realmente all'invasione erano ben altri dalla volontà di sposarmi. Da qui può iniziare la nostra leggenda. Anno 452. Valentiniano, imperatore terzo d'Occidente, impone alla sorella Onoria un matrimonio di convenienza. Ella ovviamente se ne sottrae e per vendicarsi si offre in sposa al terribile Attila, del quale peraltro è innamorata fin dalla gioventù. È il fascino del barbaro. Ma Attila, re degli Unni, è ora nemico dell'impero e minaccia di invadere l'Italia. Valentiniano scopre la trama della sorella e, furibondo, decide di esiliarla a vita in Costantinopoli. Onoria e strega Jasla si travestono da serve degli Unni e prendono il cammino. Tenebre, nebbia, il grido del corvo. Ecco la tenda di Attila. Origliando alla parete, Onoria e Jasla ascoltano i propositi del re. Egli si dice molto soddisfatto. Papa Leone, per conto di Valentiniano, gli ha promesso grandiose ricchezze a patto che lui abbandoni la valle padana. La notte è oscura, c'è nebbia e gracchiare di corvo. Finalmente, rientrato nella sua terra di Pannonia, Attila sposa una bellissima e giovane Pannone di nome Ildico. La notte delle nozze, Attila muore. Omicidio? Suicidio? La vendetta di Onoria? Oppure quella sposa era Onoria in sembianze di Ildico? Non lo sapremo mai. E Jasla? Jasla adesso è una volpe selvatica e vive ancora qui, nelle sue, nostre terre. Ad un millennio dalla morte di Attila, un monaco benedettino firmato Bardo delle Valli ritrova manoscritti che denunciano la scomparsa di quel tesoro qui nelle valli tra Casaleone, Bastion San Michele e Ponte Molì. L'oste dell'antica osteria dalla Bepa dà testimonianza che ancora nelle notti di novembre, tra imprecazioni, preghiere e frasi in una lingua sconosciuta, una lumera lentamente si muove alla ricerca del tesoro di Attila.
sui territori e vado a pescare un po' tutte quelle storie, un po' tutte quelle dicerie, quelle cose un po' particolari che magari nel racconto ufficiale di un territorio, di un luogo, di una chiesa o di un comune magari non vengono così raccontati come prima storia, come storia più importante. E sono tutte quelle storie che hanno così un alone non ben definito, si va dalla leggenda a sfondo fantastico a quella con uno sfondo un po' più storico. E quest'anno è uscito un mio lavoro che si stacca dalla dimensione prettamente territoriale e va a coprire invece un argomento che è molto più vasto, perché oltre a coprire praticamente tutta la zona d'Italia e a volte anche alcune storie che provengono dall'estero, riguarda un ambito un po' più ampio, che è quello del mangiare. Ogni cibo ha non solo una storia ufficiale, ma anche un aneddoto, una leggenda, un qualcosa che racconta come qualcuno a un certo punto si è inventato quel cibo, oppure ha vinificato in una determinata maniera per ottenere un vino, oppure, non so, ha scoperto un ingrediente che prima non usavano. Si tratta della leggenda della carne alla tartara. La nascita della carne alla tartara, ovvero l'usanza di consumare carne cruda macinata, risale a molto tempo fa e sembra che a iniziarla furono i popoli nomadi delle steppe, i guerrieri tartari dell'Asia centrale e forse gli Unni di Attila, secondo il cronista Marcellino. Tali popoli, infatti, erano soliti trasportare la carne facendola frollare cruda a pezzi tra la sella e la schiena del cavallo. Per effetto delle lunghe traversate quotidiane e dell'attrito che ne veniva fuori, la carne risultava praticamente tritata quando giungevano a destinazione. E questo forse è il modo in cui fu inventata questo modo di cucinare la carne e poi di consumarla, perché ricordiamoci che comunque erano popoli in viaggio e magari gli venne voglia di vedere com'era questa carne che risultava dopo il viaggio. Spesso venivano usate appunto non per una questione gastronomica, ma proprio per evitare questi attriti tra la sella e il cavallo, perché il cavallo era la cosa più preziosa che avevano i guerrieri e soprattutto quelli che facevano questi lunghi viaggi da un territorio all'altro. Spesso il cavallo era quasi più importante della moglie per i guerrieri, perché la moglie era a casa, era al sicuro, il cavallo era quello che poteva salvare la vita e la buona salute del cavallo a volte poteva veramente cambiare i destini di una battaglia. Come sta succedendo in tutta Europa, e noi siamo un attimino un po' ancora fermi, ma non troppo, si sta puntando proprio su questa mobilità dolce, sulla bicicletta e sulle ciclabili, che oltre che farci bene come salute, rispettano anche l'ambiente naturalmente, non inquinano. Ilaria Reggiani, un applauso, è assessore alla cultura del comune di Ostiglia, perché purtroppo tutti pensano che la Beppa sia di Casaleone. Una volta, forse prima dell'ultima guerra, era ancora territorio sotto la provincia di Verona, però adesso purtroppo ce l'hanno strappata, è finita nel comune di Ostiglia. Cerea pensava che fosse sua qualche tempo fa e si è sbagliato, si è fermato di là del ponte, che di là c'è Cerea, qua c'è Casaleone, là c'è Bergantino e qua Ostiglia. Passo la parola all'assessore. E noi diciamo ovviamente per fortuna la Beppa adesso ce la siamo riconquistata, quindi è nostra. Adesso andiamo a trattare un argomento che si discosta un po' dalla leggenda, ma entriamo un po' più nel dettaglio di qualcosa di storico e di qualcosa anche di futuro, perché comunque stiamo lavorando con tutto il territorio, dalla quale ovviamente Casaleone non è esclusa, anzi stiamo proprio lavorando per cercare di realizzare qualcosa per il nostro futuro, uno sbocco dal punto di vista turistico, ambientale, culturale. Quindi io adesso lascio la parola al nostro consigliere delegato al turismo e all'ambiente Maurizio Corsini. Buonasera a tutti. Allora, il mio compito a volte lo intendo sempre un po' arduo,
questo ve lo vorrei spiegare, perché quello che stiamo cercando di fare assieme alle sinergie dei vari comuni con i quali stiamo collaborando ormai da un paio d'anni, diciamo attivamente su quello che è valorizzazione del territorio, ma soprattutto anche per quei nuovi dettami che ci vengono dati dall'Europa, e quindi anche in termini di stile di vita. Claudia prima ha detto che chi va in giro in bicicletta nel territorio, hai detto che fa bene alla salute, e hai detto che rispetta il territorio. Ecco, però secondo me si è dimenticata della cosa più importante, che quando si va in giro in bicicletta in un territorio si vive il territorio in un modo unico. Sta nascendo una sede di FIAB Verona anche a Legnago. A conoscere ed apprezzare le nostre bellezze, anche perché sarà un futuro anche economico per i nostri figli, nipoti, eccetera, eccetera.